Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Per quanto riguarda questo spazio informativo andiamo subito a vedere un po' gli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca locale in Friuli Venezia Giulia. Investimento ieri sera poco dopo le 20 in via Zorutti a Manzano per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova sul posto per i rilievi di legge. Un ragazzo di 35 anni alla guida della propria auto ha investito una donna di 65. Nel violento impatto quest'ultima ha riportato diverse contusioni. Presa in carico dai sanitari del 118, è stata trasferita nei pressi della rotatoria lungo la strada regionale 56, dove è stata successivamente caricata a bordo dell'Enli Ambulanza, ricoverata a Udine in prognosi riservata. Per fortuna non è in pericolo di vita. Il ragazzo è sottoposto all'alcol test, risultando positivo con un tasso alcolemico il doppio rispetto al limite consentito. E adesso cambiamo argomento, rimaniamo in zona, ma ci trasferiamo a Butrio per la precisione. Come vedete tanti bambini, perché grande entusiasmo questa mattina tra i bambini della scuola primaria di Butrio per la ripartenza del Bedibus. Accompagnati da una decina di volontari, circa 30 alunni, si sono recati a scuola a piedi in allegria e in sicurezza. Il servizio viene garantito al momento il mercoledì e il giovedì mattina, informa l'assessore all'istruzione Elena Clemente. Sono quindi ben accetti nuovi volontari, non necessariamente familiari dei piccoli. E ora andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia nella giornata odierna. Su 2168 tamponi molecolari sono stati rilevati 335 nuovi contagi, 4.576 test rapidi antigenici, dei quali sono stati rilevati 1.174 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, gli ospedalizzati in altri reparti 232. Nella giornata odierna si registrano 7 decessi. E adesso andiamo a chiudere con un'iniziativa legata all'Università degli Studi di Udine, per dire che laboratori all'aperto, biodiversità, aree verdi e paesaggi urbani offrono numerosi spunti di riflessione, 10 progetti sviluppati nel corso di un biennio da 420 ragazzi di 5 istituti superiori della regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito di Pulcra, progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020, coordinato in Italia dall'Ateneo Friulano. Ha promosso tra gli studenti la conoscenza scientifica attraverso la sfida dello sviluppo sostenibile delle città. I risultati delle attività svolte negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22, con il coinvolgimento di una ventina di docenti e di altrettanti esperti esterni, tra ricercatori e referenti di associazioni e imprese, saranno presentati venerdì prossimo alle 9 nelle aule Ferruglio del Polo Universitario dei Rizzi in via delle Scienze 210 a Udine. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.